ciao a tutti, che si usa con le scarpe autoctone di Marco Polo, con queste va dappertutto credo. Abbiamo qua il nostro gran can Marco Polo in persona. Carnevale popolare, il carnevale che apre la kermesse che poi fino al 13 ci accompagnerà. Siamo contenti, siamo felici, come soprattutto come è andato il volo dei palloncini? Sono volati? Attenzione, attenzione, aiuto, come attenzione? I palloncini quest'anno, per evitare, va bene, giustamente polemiche, li abbiamo trattenuti, sono ancora tutti là. Però abbiamo affiancato una spettacolarità di coriandoli, di fumi, tutto quanto non inquinante, coriandoli di carta, quindi tutto a norma eccetera per salvaguardare quello che è il nostro ambiente, anche se una piccola parentesi, quindi nessuno si preoccupa, tutto sotto controllo, i palloni sono ancora tutti là. Bene. Benvenuti a tutti, oggi è l'inizio del carnevale, grazie per la grande fatica, perché poi alla fine il divertimento per chi organizza è anche una grande fatica. Bella la Pantegana, ho detto è l'ultima Pantegana di Venezia, abbiamo tutta l'ingrasso, l'ha tenuta fisicamente Giovanni a casa sua, che è l'ultima, non ce ne sono più, ed è esplosa oggi. Poi il prossimo anno, se ne troviamo un'altra, la mettiamo all'ingrasso con lo sciopare anche il prossimo anno. Grazie veramente a tutti, buona giornata a tutti. Grazie Luigi.
Angela, non Angela tedesca, cos'è che c'è l'Altezza Serenissima, io vorrei invitare anche l'Altezza Serenissima, il Doge di Venezia, prego, accomodatevi quassù. Ciao, tesoro, cara, che bello, tanti anni insieme, sta un corte dogale. giornate di merda! Che giornate di merda! E io ancora che sto ad ascoltarla! Dai, tra me e Poi fa ancora male! si può calcolare il prodotto della somma vettoriale fra le masse dei singoli corpi! L'unica massa qui è la mia, che si disidrata ad ascoltare le chiacchiere di una come te! Esatto! Calcolando le rispettive velocità si può risalire al centro di massa, punto materiale da cui tutto è Ma partito! per questo che è in alto che dovevi guardare! Ma se era ignea! Cosa? La roccia? No, era come me, sedentaria! Sedimentaria, semmai! E io che ho detto? Il rifino matematico era evidente! E sta matta!